Erano proprio le 2 parti della mela secondo me, anche perché quando lui ne parlava le brillavano proprio gli occhi. Lui era innamorato, perso di Alina e lei era una bravissima ragazza, aveva questa passione per la sua famiglia, per i bambini, e la trovavi magari a passeggiare, era di quelle ragazze al lavoro, casa, non aveva grilli per la testa, ed è una cosa che veramente ci ha lasciato tutti veramente spiazzati perché mai si pensava che potesse capitare una disgrazia così. Una coppia innamorata, sposata da una decina d'anni, i figli di 9 e 3 anni, amati. È il ritratto di una famiglia che aveva coronato il sogno d'amore di una casa propria, quello che a Sant'Urbano fanno di Alina, Michelangelo e dei loro bambini. 2 palloni nel giardino della villetta sventrata sono i segni della normalità distrutta. Attorno a questa famiglia la comunità fa quadrato, come già nei primi attimi della tragedia, quando in via Gorghi tutti hanno cercato di dare una mano. Siamo un paese di campagna dove tendenzialmente insomma, il vicinato cerca di intervenire, cerca di aiutare quella che è la possibilità di coadiuvare qualsiasi situazione. In questi drammi tutti sconfortati, spaesati davvero. Adesso c'è da pensare a Michelangelo e ai suoi bambini, a dare loro un tetto e un supporto concreto. Siamo davvero sconvolti, stiamo ancora cercando di mettere in ordine le idee di quanto è successo. Di certo insomma, abbiamo già sentito le associazioni del territorio che si stanno già promuovendo per fare qualcosa in aiuto. Devo anche ammettere che abbiamo visto anche da persone estranee una vicinanza a questa famiglia e insomma, alludo a 2 o 3 persone che davvero non avevamo mai conosciuto che si sono proposti per dare abbigliamento di prima necessità o comunque quelle esigenze insomma, che in questo momento potete capire che possono esserci. Ci stringiamo, certo che ci stringiamo, magari adesso solo anche virtualmente, anche perché soprattutto in questi momenti come fai a trovare il coraggio di andare ad affrontare, a dire che cosa? A dirle cosa?